Allora, martedì pomeriggio in Calle Furnanento c'è stato un piccolo incidente, piccolo nel senso che si è rotto un tubo, un automobilista parcheggiando ha spaccato un tubo del metano e sembrerebbe piccolo, ma c'era una fuoriuscita di gas importantissima e i presenti hanno sì chiamato i vigili del fuoco, ma nessuno, io credo che anch'io stesso me la sarei data a gambe, voglio dire, perché se c'è tanto gas, una calle poi non è che sia quanto alterata, areggiata, bastava che passasse uno con una sigaretta e sarebbe successo l'irrimediabile. Un signore, un pensionato che abita lì vicino, è intervenuto e abbiamo fatto un'intervista che vi decidiamo. Non ha voluto assolutamente lasciare il nome perché è una persona, diciamo così, che non vuole avere visibilità, però lo ringraziamo a nome di tutti, l'amministrazione farebbe bene a premiarlo perché veramente grazie a lui probabilmente poteva succedere qualcos'altro. Di qui l'intervista con il volto oscurato perché ci ha chiesto espressamente di non pubblicare diciamo che allora questo signore che non vuole essere visto in telecamera, però ringraziamo perché ieri pomeriggio a che ora? Verso il tardo pomeriggio, quasi alla sera, praticamente un'auto per un incidente ha tracciato il tubo del metano e questo signore che non diciamo neanche il nome, vabbè, comunque è intervenuto subito, mentre tutti erano lì che guardavano, ovviamente i vigili del fuoco sono accorsi in velocità, ci mancherebbe altro, ma nel frattempo c'era questo getto di metano molto importante che bastava una scintilla che sarebbe stata fuori una disgrazia. E invece lui cosa ha fatto? Ha preso, invece di prendere e stare distante, ha preso, ha cercato di chiudere, ha cercato cos'è, come hai fatto? Un tocco di straccio bagnato, lo girare, lo buttare dentro e come si scoccia attorno. E quindi sei riuscito a fermarlo tanto. Complimenti a questo signore. Tanto ci sono persone che anche a rischio. Ma siccome delle volte anche quando che lavoravo a Venezia mi succedeva così che mia si scampava via, ero là a sistemare il tubo. Quindi sei abituato? Allora, ero già abituato che lavoro. Bene, allora noi ti facciamo i complimenti e grazie a nome di tutti perché veramente è bello avere persone che insomma che non si girano dall'altra parte e intervengono. Bravo, grazie, complimenti. Grazie. Preparati a gustare le specialità tradizionali e le novità esplosive che potrai trovare all'Indiga. Gelato artigianale anche per l'asporto, per gustarlo in compagnia dove vuoi tu. All'Indiga il gelato da passeggio più gustoso, in cono, coppetta o con lo stecco. Con il decreto coesione si sono individuate le risorse necessarie per poter dare il via alla ZLS Venezia Rovigo, risorse attese da tempo consistenti nell'estensione di misure agevolative, crediti d'imposta per investimenti già previsti per la ZES unica estesi alle zone logistiche semplificate del centro-nord, previsto per l'anno in corso un impegno di spesa di 80 milioni di euro. Questa misura potrà garantire l'efficienza operativa alla ZLS Porto di Venezia Rodigino, da tempo attesa dai cittadini e dalle imprese del Veneto. A darne la notizia Massimo Bitonci, sottosegretario al Ministero delle Imprese del Made in Italy, il quale ha avuto modo di seguire le varie fasi del processo. A breve sarà disponibile il decreto per definire le modalità di accesso al beneficio, conclude, nonché i criteri e le modalità di applicazione e di fruizione del credito d'imposta e dei relativi controlli, anche al fine di assicurare il rispetto del limite di spesa. Dal 1978 a Borgo San Giovanni a Chioggia la pasticceria Serenissima propone la sua caffetteria, la sua pasticceria artigianale, dolce e salata e le gustose torte per tutte le occasioni e ricorrenze. Gusta la tua colazione alla pasticceria Serenissima con la sua selezionata caffetteria e le sue brioche artigianali. Pasticceria Serenissima a Borgo San Giovanni a Chioggia. Allora ci stiamo avvicinando alla Sagra del Pesce, è un evento molto importante che
ovviamente dà qualche disagio, come tutti, anche il mercato del giovedì dà qualche disagio, però dà molti vantaggi a tutti in pratica, anche quelli che dicono che non gli va bene, anche loro indirettamente hanno dei vantaggi. Stessa cosa è per la Sagra del Pesce, che ci dà una visibilità mondiale, nazionale, e questo serve un po' a tutti, anche se non tutti sono interessati direttamente al turismo o cose del genere, però indirettamente ne beneficia tutta la città. Allora chiederei, in occasione dell'altra Sagra del Pesce, c'è stata soggetti che hanno titolari di media, tanto per fare nome e cognomi, Tosello, Mister Tosello, Don Tosello, dottor Tosello, forse è meglio, perché visto che ha 10 lauree pagate con i suoi sudati risparmi, e pagate nel senso che i corsi di laurea se le pagate, non è che la comprate, che sia chiaro, ma si era lamentato per le biciclette, cioè come se a una Sagra del Pesce che arrivano 100.000 persone non c'è il disagio delle biciclette. Allora basterebbe andare come abbiamo fatto noi dagli operatori e dire: guardate, cercate in qualche modo di gestire, magari le biciclette arrivano, ma magari invece di essere messe, diciamo, alla Ciricane, magari messe un po' meglio. E tanti altri problemi, invece di andare sui media, quindi creando anche un disagio e una visibilità, una pubblicità negativa alla Sagra del Pesce, ecco, sarebbe opportuno stare attenti a quello che si mette. Tanto per fare un esempio, questi giorni abbiamo ancora la spiaggia che non è proprio del tutto pulita. Noi ci siamo sempre astenuti di non dare troppa visibilità a questo problema, perché è una pubblicità negativa, per dire, e quindi invitiamo chi pubblica notizie. È comprensibile che la famiglia che ha la residenza sopra lo stand per 10 giorni, c'è questo stand, rumori, gente, eccetera eccetera, è comprensibilissimo che si possa lamentare, ma che ci siano direttori di giornali oppure giornali o altro che invece fanno di tutto, sembra, per mettersi visibilità, per dare una pubblicità negativa, la trovo una cosa molto sbagliata. Quindi meglio anticipare, speriamo nel buon senso di chi pubblica le notizie. A volte c'è poco da sperare, perché insomma le teste sono quelle che sono, ma insomma speriamo che qualcuno la capisca. Da oltre 50 anni Zambonin cerca le soluzioni migliori per il tuo arredo bagno e per i rivestimenti per la tua casa. Qualità e design per prodotti sempre all'avanguardia per darti il meglio. Competenza e cordialità ti accompagneranno nella scelta. Zambonin, un nome, una garanzia. Via Padre Emilio Venturini, Chioggia, Venezia. Buongiorno amici, Nino Gobetti, progetto Laguna Pulita. Venerdì 10 alle ore 10 ci ritroviamo per venire qui in Laguna a ripulire quest'angolo meraviglioso. Guardate che roba! Venite venerdì mattina ore 10, progetto Laguna Pulita, venite a fare qualcosa di buono. Prendetevi un giorno di ferie per un motivo valido. Guardate, ripuliremo questo in poche ore. Venerdì mattina 10 maggio alle ore 10, Marina di Brondolo. Ciao ragazzi, ci vediamo venerdì. Ciao! Aragoste, astici, granseole, granchi porri e tanto altro trovi alla CAM, per il gran gourmet, per il ristorante e per la cucina casalinga. La pescheria CAM propone pescato fresco tutti i giorni e specialità che altrove non trovi. Ottimi prodotti, ottimo servizio e la comodità del parcheggio a un passo. CAM da oltre 50 anni all'Isola Saloni a Chioggia. Allora, giusto questa mattina che sono andato così a registrare quel signore, appunto quel pensionato eroe tra virgolette, ma per fortuna che è intervenuto, perché magari poteva succedere qualcosa. Tornando, chi incontro? Il buon Marchetto Penzo, col fratello, il quale il Marchetto mi ha minacciato, dovrei avere il video, adesso vedo se riesco a appiccicarlo, ma il fratello invece non sembrava certo, diciamo, molto amichevole, e comunque, tra virgolette, mi è andata bene in pratica. Allora, questo soggetto che delinque in continuazione
giusto sabato scorso ha rapinato una persona, un povero cameriere. Tra l'altro mentre andavo in piazza sentivo le donne per strada parlavano, il Marchetto ha rapinato anche sabato, cioè praticamente questa cosa è sulla voce, è a conoscenza di tutti, è stato denunciato innumerevoli volte, è stato fermato 2 volte con un coltello da 30 cm, 2 volte, io sono a coscienza di 2 volte, ma e ci sono le relative denunce, ed è stato anche riportato dai comunicati stampa dei carabinieri, e questo continua a essere piede libero, ma è una cosa pazzesca. Allora io mi chiedo, con tutto il rispetto delle forze dell'ordine, che siamo in un paese di diritto, tutto quello che volete, ma questa qua è una cosa dell'altro mondo, non è possibile che questo continua a stare a piede libero. Ma poi il sindaco, oltre a farsi selfie, oltre a chiamare quelli che mettono i like sui post del Montanariello, che gli dice per piacere togli il like a Montanariello, oltre a far dare 45.000 euro circa al nipotino della Maria Rosa Boscolo, assessore, mi viene la nausea, assessore ai lavori pubblici, oltre a fare queste cose, ma possibile che non fa una minchia, una beata minchia? Tra l'altro anche la polizia locale può intervenire, anche la polizia locale ha gli strumenti, ci sono nel regolamento che disciplina queste cose, e possono intervenire anche loro. Cioè qua veramente molti mesi fa, quando pensavo ancora che avessimo un sindaco, io ho detto, ma guarda che c'è questa situazione, non ti preoccupare, parlo io col prefetto. Non ha fatto una minchia, non ha fatto una minchia. Questa amministrazione è la peggiore amministrazione che abbiamo avuto da Todaro in poi. Togliamo Todaro, Guarnieri sicuramente è stato 100 volte meglio, non a caso è stato eletto, è stato rinnovato 2 volte, sinceramente questa è la peggiore amministrazione che abbiamo mai avuto in questa città. Buongiorno, sono Roberto Pincerato, presidente di IODA, il tuo consulente assicurativo. Siamo presenti in Mirano, Chioggia, Orbassano, Torino. Visita il nostro sito www.iodabroker.it.